Ciao, oggi parliamo di infusi. Gli infusi sono una delle basi per ottenere dei piatti gustosi e leggeri, almeno delle mie basi. Li utilizzo sia per ottenere dei piatti salati che dolci. Oggi iniziamo con un antipasto, con un tonno marinato in un infuso molto speziato. Ingredienti per il tonno marinato al mapo: 200 g di tonno fresco, mezzo bicchiere d'acqua, 3 cucchiai di aceto bianco, 30 g di zenzero, un limone, un mapo, un pomodoro, 3 foglie di insalata, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Portate ad ebollizione dell'acqua all'interno di un bollitore. Nel frattempo, in una ciotolina di porcellana, mettete la scorza gialla di un limone, una fetta di mapo e lo zenzero tagliato a listarelle. Non appena l'acqua bolle, versatene mezzo bicchiere all'interno della ciotola. Coprite con un coperchio in silicone e lasciate infondere per 15 minuti. Nel mentre preparate gli altri ingredienti necessari. Tagliate il pomodoro prima a fette e quindi a cubetti, lasciandolo pronto in parte. Scegliete le foglie più belle dell'insalata e tagliatela a julienne larga. Con un coltello adatto e molto affilato tagliate il tonno, che avrete precedentemente surgelato per 24 ore e decongelato, prima in strisce, poi in cubetti da circa 1 centimetro. Mettete ora il tonno a marinare con l'infuso di limone e zenzero insieme a 2 cucchiai di aceto. Coprite e lasciate insaporire per circa un'ora. Impiattate preparando un letto di lattuga e disponetevi sopra il tonno marinato e i cubetti di pomodoro. Tagliate una fetta spessa di mapo, privatela dei semi e della scorza, quindi tagliate anch'essa in cubetti ed aggiungete al piatto. È il momento di condire con del pepe, sale e un filo di olio extravergine di oliva. Fresco, leggero e allegro, pronto in tavola. Spero vi sia piaciuto e se così è, potete andare anche a vedere altre delle mie ricette. Una per tutte il risotto ET, anche lì realizzato con uno speziatissimo infuso. Ma se vi è proprio tanto piaciuto, non perdetevi le prossime puntate dove vi svelerò anche qualche preparazione dolce. A presto!